Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al Circolo Sportivo Sport City per la gara che chiude questa giornata di lunedì di Serie A di Lega Calcio a 8. Di fronte lo Zio Mauro Maccarese, squadra ospite, contro il Golbet Calcio a 8. Marchetti, va lui, Opara ci mette le mani, poi il miracoloso salvataggio sulla linea. Palla che rimane in area di rigore con Marocchini che non riesce a conquistarla. Esce Garofalo, palla al piede, l'intervento poi di Marchetti della mediana. E poi molto pericolosa sui calci piazzati. Russo cerca e trova Dell'Anno. Prova la magia Dell'Anno ad incrociare, il suo tiro però si spegne fuori. Con Opara che è costanza dal Golbet, che attacca ora con Galassi, che mette a terra il pallone, pensa al tiro al numero 10, poi cambia gioco per Stornelli, anche lui finta il tiro, la mette in mezzo col sinistro, col tacco! Il gol dell'1-0 del Golbet, azione da manuale, terminata con il gol dell'1-0. Mastrelli, Angelo, Mastrelli, ci riprova lui, tiro che finisce di poco fuori, ma c'è stato il tocco di Molon. Angele, uno sguardo in mezzo, Mastrelli si mangia il possibile 2-0, era solo in area di rigore, si è fidato del suo colpo di testa che finisce 1-0 per la Golbet sullo Zio Mauro Maccarese, con Pantaleoni che va a staccare imperiosamente. Quindi il destro da lontanissimo, Opara si distende e mette in angolo, squillo dello Zio Mauro Maccarese, risponde Massardi, esplode il destro, Massardi, non ci arrivava mai Opara, questa volta il tiro finisce fuori e finisce anche il primo tempo, 1-0 per la Golbet sullo Zio Mauro Maccarese. Dell'Anno, tutta la porta Dell'Anno, si accentra Dell'Anno, si libera il tiro, Dell'Anno spedisce fuori. Leoni torna con grandissimo mestiere, arriva Santini, bello scambio con Di Nardi, Santini butta la porta, Santini salta anche l'ultimo avversario, poi ci mette la testa, il gol del raddoppio di un Cabarbio Santini. Si è costruito l'azione del 2-0, ha duettato con Di Nardi, ha vinto anche un rimpallo, raddoppio Golbet. Marchetti, Stornelli, Galassi sulla chiamata di Mastrelli, Cipollone, Di Nardi, va Di Nardi col piede Molon a mettere in... Di Nardi, Mastrelli, pensa il tiro, lo effettua, Molon ci mette le mani nuovamente. Stornelli di testa al centro, in solitaria Marioder fa il gol del 3-0. Ingenuità clamorosa dello Zio Mauro Maccarese, che lascia da solo il numero 4, che da solo realizza la terza rete. Non basta perché c'è nuovamente Massardi e allora Cipollone apre a destra, il tentativo in area di rigore, la palla messa in mezzo, deviazione, il gol da parte dello Zio Mauro Maccarese che prova a tornare in partita. 3-1 il risultato. Vicciarelli accorcia per gli ospiti, gioca lungo verso D'Anversa, D'Anversa si coordina, la stupenda risposta di Molon, poi Di Nardi in area di rigore, Di Nardi se la porta sul sinistro, chiede un calcio di rigore, si continua a giocare. La Golbet vince 3-1 sullo Zio Mauro Maccarese, decisivo un secondo tempo straripante da parte dei padroni di casa che dunque allontanano lo Zio Mauro che si ferma dopo una buona striscia di partite consecutive a punti.